Caribe in questo pomeriggio del lunedì con questa musica che ci porta diretti nel tropico del Caribe, e questo è sempre Marco Pinti. Non ho bevuto durante il giornale radio, solo che questa musica in spagnola così mi ha messo un po' di allegria, e spero che insomma in qualche misura proviamo a trasmetterla anche tramite le onde radio, anche se stiamo per andare su un tema che comunque l'allegria la permette, ma fino a un certo punto, perché è solo una lettura superficiale. Sta dietro quel sorriso un po' sornione che compare sul viso dell'interlocutore quando si parla di legge Merlin. Ebbene sì, perché in tutti i comuni d'Italia, da nord a sud, al centro, le isole, sono depositati i quesiti per abrogare la legge Merlin. Potete andarli a firmare, e potete andarli a firmare nel vostro comune. Basta che andate all'ufficio dell'anagrafe, all'ufficio elettorale, chiedete di firmare, superate l'imbarazzo, che è un po' ipocrita, no, dell'argomento, diciamo, inerente al sesso, dopodiché andate e fate la vostra firma. Vi ricordo che firmare nei comuni, quando questo ovviamente è possibile, perché il comune è composto da persone efficienti e oneste e corrette, quindi immagino la maggior parte dei casi, è sempre il modo migliore se volete sostenere la campagna per il referendum della legge Merlin, in quanto togliete al comitato organizzatore, per intenderci quello che va nelle piazze insieme ai militanti della Lega a raccogliere le firme, bene, gli togliete tutta quella trafila burocratica che invece dovrebbero affrontare quando raccolgono la firma semplicemente nelle vostre così, nei gazebo. Oggi però cerchiamo di parlarne, volevamo provare a mettere anche delle opinioni a confronto, non so se riusciamo, perché abbiamo, diciamo, sicuramente in onda con noi una delle testimonial di questo referendum, che è Efe Balla. Buon pomeriggio, Efe. Salve, buon pomeriggio a tutti, salve, buon pomeriggio. Che già abbiamo sentito e che insomma ci può parlare di legge Merlin, anche perché insomma fa come professione da tanti anni quella della prostituta, giusto, Efe? Esatto. Tra l'altro oggi secondo me sarà un dibattito veramente molto forte, perché prima ho visto con chi ce l'ho da fare, tra un po' parlerò con la signora che è assolutamente in contrario alla legge Merlin, sempre parlando di dignità, di riconoscere i diritti delle donne e viceversa. Comunque sì, ci sono, e lavoro come una prostituta da più di 15 anni, sono felice, ho creato un mondo, anche un po' di dignità nella mia vita, e voglio pagare le tasse per essere utile al paese in cui vivo e voglio vivere anche in futuro. Ecco, noi abbiamo in questo momento qualche problema a collegarci con Rosaria Iardino del Partito Democratico, che avevamo invitato a questo dibattito, ci aveva detto che era disponibile, sì. Magari c'è un problema di linea. Nel frattempo però posso fare, diciamo, io la parte del diavolo, perché Rosaria Iardino ha fatto un intervento sul suo blog del Fatto Quotidiano pochi giorni fa, proprio anche, sì, ho letto. Esatto, proprio anche citando il referendum della Lega, in cui mette in discussione il fatto che tutto questo motivo per cui bisognerebbe riaprire le case chiuse viene un po' troppo ridotto a un principio urbanistico e di decoro civile. Scrive la Iardino: si sarebbe consentito di trasformare la vendita del proprio corpo in una professione solo per questo motivo. È solo questo il motivo alla base, secondo te, Efe? Allora, io posso cominciare subito a parlare di un'altra cosa. Io ho conosciuto la signora un giorno, la mattina, su Tele Lombardia. La signora in questione non sapeva neanche che se la prostituzione fosse regolare o forse legale o non legale in Italia. In effetti io ho cominciato a gridare, ho detto: io sono una prostituta, venite a arrestarmi se fosse un reato in Italia. Quindi la signora in questione non sapeva neanche che se la prostituzione è un reato o non è un reato in Italia. Detto così, sempre la signora in quell'articolo lì ha parlato di dignità, sempre del corpo di donne e viceversa, che per 2 volte è rifiutato di avere un figlio anche non modo naturale in Italia. Quindi non che io ho perso queste sono le sue scelte personali. Faccio la prostituta e non riesco a pagare le tasse e sono libera di fare quello che vorrei con il mio corpo, ma proprio la signora in questione del PD ha perso la sua dignità perché continua a vivere ancora in paesi in cui per 2 volte hanno negato il suo diritto di avere un figlio, e quindi ognuno crea la sua dignità come vuole. Poi, Efe, però mi sembra che lei
mi sembra che la Rosaria Iardino, che io difendo soprattutto in quanto assente in questo tuo discorso, e comunque non ha tirato in ballo questioni personali sul tuo conto, ti ha tirato in ballo solo come testimonial. Perfetto. Quindi diciamo, non diamo colpi bassi, specialmente in assenza. C'è sempre questa parola che io odio, la dignità. Cioè, ma ognuno crea la sua dignità come vuole, come pensa, come gestisce la sua vita. Se io in un paese democratico, anche 2 persone, anche 3 persone vogliono pagare le tasse al paese in cui vivono, in un paese democratico dovrebbe essere riconosciuto questo diritto. Come lei per le altre faccende, perché è lesbica, perché ha voluto un figlio, va benissimo, è andata in Barcellona, ha voluto i suoi diritti, quindi ha ottenuto. Anche io, essendo una persona con un lavoro che non è un reato, se voglio pagare le tasse, allora io dovrei essere riconosciuta per le mie idee. Questa è la civiltà, questo tra l'altro forse ad oggi come oggi tutti dobbiamo sposare come l'idea, la civiltà, il riconoscimento di tutte le cose che nel modo più giusto, più normale possibile una persona adulta che ha 38 anni, io ho 38 anni, che vorrebbe fare e quindi in un paese democratico dovrebbe essere riconosciuta. Mi dispiace che non c'è collegamento, io comunque potrei parlare anche di questa cosa qua faccia a faccia con lei, ho conosciuto una persona deliziosa, gentile, però ripeto, non buttiamo sempre sulla dignità, non buttiamo sempre perché va bene legge male. Oggi come oggi, visto che non c'è un regolamento sulla protezione, tante ragazze, tante donne vengono schiavizzate dai racket, non c'è un controllo di sanità, corrono rischi sia le persone che lavorano come prostitute sulla strada o in casa, sia i clienti che vanno con queste persone. Non c'è nessun controllo. È un problema che esiste, come uno dei più grandi disagi sociali in Italia, dopo l'immigrazione, dopo crisi, viceversa, c'è anche la prostituzione da anni che esiste, e che purtroppo, siccome c'è sempre qualcuno che trova sempre qualche scusa per non far passare o non per non parlare, per non veramente aprire una nuova epoca, una nuova pagina riguardo questo lavoro, stiamo sempre qui a parlare ogni anno, 2 o 3 volte in televisione, sui giornali, quante prostitute ci sono, quanti clienti vanno, quanto l'Italia può guadagnare, quanto quello, però non si fa più nulla. Beh, ora, abbiamo diritti per i gay, almeno un pochettino. Abbiamo tantissime novità, facciamo un qualche cosa anche epocale, un cambiamento epocale, riconosciamo anche questa mestiere, visto che non è un reato, visto che ognuno, ripeto, crea la sua dignità come vuole nella sua vita, riconosciamo questo lavoro. Io oggi ho pubblicato sul Facebook, ci sono tanti bambini disabili che ormai non hanno più l'aiuto dello Stato, perché il governo Renzi ha tagliato tanti fondi riguardo ai bambini disabili, riguardo a tante persone disabili, quindi questi soldi, anche che le persone che non vogliono accettare questa realtà, non vogliono avere questi soldi o piuttosto non vogliono pensare un'Italia arricchita con questi soldi che viene da un lavoro osceno per loro, ebbene usiamoli per questi bambini disabili, per pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese, apriamo canili, creiamo dei parchi per bambini, per anziani, per tutti noi, cioè sono comunque un fonte di soldi che può comunque oggi come oggi, ancora di più di tanti altri tempi, tutti gli altri tempi, può anche servire per l'Italia. Quindi pensiamo anche in questo modo, non buttiamo sempre, ma il corpo di donna in vendita, che oscena, e le zone. Tra l'altro ci sono più di 70 parlamentari in Parlamento che anche del PD, che io stasera sono a cena con la Maria Spilabotte, la senatrice del PD, che vorrebbe fare qualche cosa per regolarizzare questo lavoro benedetto. Quindi è arrivato proprio il momento, c'è il referendum di Lega, ci sono parlamentari, più di 70 parlamentari che sono favorevoli al riconoscimento di protezione, di regolarizzare in qualche modo per un po' di controllo, per un po' di guadagno per l'Italia, per la sanità, per proteggere a chi viene schiavizzata, per mettere in galera i racket, uomini, papponi che ci sono in giro. Per tutte queste cose qua è una realtà, dobbiamo prima o poi approfondire questo argomento e dobbiamo per forza arrivare un giorno al sodo e dire basta, siamo nel 2015, regolarizziamo questo lavoro, ripeto, per chi vorrebbe pagare le tasse, per chi accetta come un lavoro, va
in Camera di Commercio, chiede un numero di partita IVA che è soprannominata un lavoro particolare e viceversa, e da domani comincia a pagare le tasse o dichiara. Non c'è per forza bisogno di dare una fattura ai clienti, basta dichiarare, trovare una soluzione per un'Italia più ricca, più equa in tutti i diritti. La signora fa presidente, mi sembra, nei diritti civili, Sì. viceversa, quindi non è una persona proprio Infatti fuori sarebbe del stato mondo. interessante È una persona mettere che a batte per i confronto le diritti vostre due storie. civili, Efe, mi fai fare una domanda, giusto così? La domanda è questa, sempre tornando a quello che scrive Rosaria Iardino, che purtroppo non siamo riusciti a contattare sul blog del Fatto, dice: guardate che abrogando la Merlin non è mica detto che la prostituzione dalla strada sparirebbe. Ti chiedo, sparirebbe? Forse è un po' difficile, ma ci sarebbe una ripercussione anche sulla prostituzione in strada se ci fossero le case chiuse, regolarizzate, tutto quanto? Allora, questo è un passo. Tutte le leggi che abbiamo oggi sono stati cambiati o in qualche modo moderati con il tempo, con i bisogni del momento. Possiamo cominciare, poi possiamo veramente vedere, magari possono essere comunque le case chiuse, chi potrebbe lavorare dentro, chi dall'altra parte con un permesso di soggiorno regolare in Italia, che non è un criminale, che non è malato né di testa né di sangue, di niente, può comunque anche rivolgere pagando le tasse anche sulla strada in qualche zona, o piuttosto, vedi, il problema è questo: ci sono tantissime persone che fanno questo lavoro in Italia, però tante di queste persone non dovrebbero nemmeno essere in Italia, non hanno documenti, non sono sani, sono dei delinquenti, o magari sono povere ragazze che vengono usati come schiavi dai racket. Quindi se togliamo già questa sporcizia, regolarizzando la prostituzione, di quel 70-80 mila prostitute che adesso abbiamo in Italia, ne rimarranno forse 10.000, 15, 20, ma non credo neanche fino a arriveremo a 20. Quindi già vedere il problema sarà molto più facile. Poi chi lavora a casa come me, poi magari ci saranno su 40.000 prostitute che lavorano adesso sulle strade, ne rimarranno soltanto 10.000, 5.000, in cui non sarà un grandissimo problema a risolvere, perché anche lì si può mettere, io avevo proposto, si può mettere un fascio orario, cioè si può lavorare in qualche zona che sia fuori dal centro, dove non ci sono bambine, dove non ci sono le scuole, come in Svizzera, dove non ci sono proprio zone residenziali, dopo una certa ora, dopo l'una di notte non credo che ci siano bambini in giro, fino alle 5 di mattina, fino alle 6, possono fare quello che vogliono, pagando sempre le tasse. In Svizzera sulle strade hanno messo parcometro, ma parcometro non per la macchina che tu puoi parcheggiare, fai lavorare come una prostituta. Ogni sera, se vuoi rivolgere questo lavoro nelle zone in cui loro hanno permesso di prostituta di lavorare, loro mettono, non so, 10-20 franchi a questo parcometro, prendono il loro permesso, se passa la polizia e gli chiede, fanno vedere il documento e fanno vedere il permesso in cui loro possono lavorare quella sera su quel marciapiede, dopo una certa ora fino a una certa ora, tutto controllato. Poi ci sono anche dei bordelli che sono gestiti dai privati, che lavorano, le ragazze sono felici, non vengono schiavizzati, lavorano, guadagnano, investono, magari chi lavora per un anno, chi lavora per 3 anni, chi lavora per 6 mesi per creare una vita. Bisogna soltanto aprire un po' la fronte, bisogna un pochettino vedere questo problema con, come dire, non vedendo sempre come un problema di dignità, di vendita di corpo di donne, ma che schifo, ma che no, perché ci sono tantissime donne che o trans o gigolò che fanno questo lavoro con volontà, perché loro vogliono fare. Io voglio fare questo lavoro finché mi arriverà una proposta, finché riesco ad andare avanti con questo lavoro, che sono felice, per carità, finché ho creato il mio mondo, io vado avanti con questo lavoro e non dovrei dare giustificazione a niente, a nessuno. Come lei, questa signora, ha voluto avere un figlio, se n'è andata in Barcellona, ha fatto, tornate in Italia, ognuno è libero di fare quello che vuole, basta non coinvolgere le altre persone, basta che non sia un reato, basta non schiavizzare un'altra persona, basta non sfruttare la prostituzione,
se uno vorrebbe lavorare da solo nell'appartamento, può fare tranquillamente come vuole. Grazie mille Però Efe, scusami ma stiamo andando verso la pubblicità, abbiamo solo 10 secondi che io utilizzerei per ricordare a tutti che in tutti i comuni c'è da firmare la proposta, per chi è d'accordo con le parole che ha sentito, per abrogare la legge Merlin. Grazie mille Efe, Bal, sempre ciao, preziosissima. Grazie mille. buon pomeriggio. Grazie mille, mi dispiace che non c'è stata in collegamento in contraddittorio Rosaria Iardino, faremo un'altra volta anche con la controparte del PD, tra poco pubblicità e poi ce ne andiamo in Georgia, ma non la Georgia americana, la Georgia di Russia. Amate la musica classica? Allora vi aspettiamo sabato a partire dalle ore 17. Oretta Pierotti Cei conduce
uno stuzzicadenti questo pezzo di canzone che vi abbiamo mandato, perché sì, ci ha permesso proprio questi 40 secondi di stabilire il collegamento con Claudio D'Amico. Finalmente ce l'abbiamo. Buon pomeriggio Claudio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, ho fatto in tempo a dire che sei a Tbilisi, capitale della Georgia, al World Family Congress, un congresso internazionale che oggi è però sito in Tbilisi, in cui si parla, guarda un po', di famiglia naturale. Vuoi essere i nostri occhi e le nostre orecchie e raccontarci di che cosa si parla in quel luogo? Sì, si è svolto ieri e oggi questo congresso regionale del World Congress of Family. Il World Congress of Family è un'organizzazione con base negli Stati Uniti ma internazionale, con rappresentanti in mezzo mondo, che organizza ogni anno alcuni eventi per parlare della famiglia naturale e a sostegno ovviamente della famiglia naturale. In questo caso hanno organizzato in Georgia una conferenza alla quale hanno partecipato diversi esponenti di diversi paesi, a partire dagli Stati Uniti ovviamente, perché negli Stati Uniti non ci sono solo quelli di Obama che sono per i matrimoni gay eccetera eccetera, ma ci sono anche persone che credono nei valori, e quindi questa associazione addirittura è nata negli Stati Uniti. Ma insieme agli americani, udite udite, chi c'era alla conferenza? Anche i russi. Addirittura c'è stata la partecipazione di un parlamentare russo, membro della Duma, cosa che non avveniva da prima della guerra che, ricordate, ci fu tra Georgia e Russia. Quindi pensate anche alla valenza di questa manifestazione. Ha fatto sì che finalmente anche i rapporti tra Georgia e Russia si possano dire possano entrare in una nuova fase, perché dai tempi dell'ex presidente Giorgiano Saakashvili, che ha voluto fare la guerra alla Russia, ad oggi si è arrivati a una distensione, e sicuramente, anche se i rapporti sono ancora problematici per la questione dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia, però la partecipazione di un parlamentare russo a questa conferenza in Georgia, a Tbilisi, è un fatto significativo. Ecco, importante quindi che quando si parla di valori che sono la base della nostra società cristiana, perché questo organismo comunque ha una forte base cristiana, sì. E questi valori sono valori che sono condivisi da chi ha e chi tiene ancora e vuole che le tradizioni, chi ci tiene, chi vuole che le tradizioni e le nostre identità, soprattutto la nostra identità cristiana, che poi si porta avanti nei nostri paesi, sia quella che rimanga ad essere quella dominante e che non venga soppiantata da altre identità, o addirittura dall'annullamento totale dell'identità, perché qui si sta andando verso una società, non qui ma dico in generale, certo. Con tutto quello che sta accadendo in Europa, si sta andando in una società senza più identità, dove ognuno pensa per se stesso. Ecco Claudio, qual è stato l'intervento o qualcosa che ti porterai a casa come la cosa un po' più curiosa, un po' più particolare di questo tuo passaggio in quel della Georgia? Ma io devo dire una cosa che mi porterò, è sicuramente quello che abbiamo fatto ieri mattina prima di iniziare la conferenza. Siamo stati invitati nella cattedrale di Tbilisi, dove il patriarca Elia II, che è il capo della chiesa ortodossa georgiana, quindi un personaggio di altissimo livello, teneva una funzione, e è stata una funzione straordinaria per diversi motivi. Primo, perché ha testimoniato, e proprio viverla in prima persona, testimoniava la vicinanza che, nonostante i tanti chilometri che ci separano tra le nostre città padane e Tbilisi, in quel momento eravamo un tutt'uno, perché questa funzione religiosa, anche se ortodossa, e quindi che è durata molto di più e molto più
piena di momenti, cori di ragazzi, cori di adulti, diverse attività che questi patriarchi e tutto quest'altro gruppo di preti svolgevano, ti coinvolgeva, ma soprattutto le migliaia di persone che hanno partecipato a quella messa, a quella funzione insieme a noi, ci hanno fatto sentire, anche se venivamo noi da ogni paese, c'erano, come dicevo, io da Milano, poi c'erano gli americani, i russi, i georgiani, c'erano serbi, c'erano francesi, messicani, un po' da tutte le parti del mondo. Ci siamo sentiti tutti uniti perché abbiamo qualcosa in comune. Ecco, Claudio, nonostante veniamo e abbiamo da popoli diversi, da paesi diversi, abbiamo qualcosa in comune. certo. E queste radici che non vogliamo perdere, e sono quelle radici che poi ci tengono uniti alla Russia, e per questo noi non vogliamo che ci sia questa rottura col mondo russofono, perché la questo è un Russia tema è importantissimo, al di là poi delle confessioni religiose, che il trattare la Russia come qualcosa di lontano, addirittura nemico, è un'azione masochistica anche dal punto di vista economico, oltre che per tanti altri aspetti. Mentre, tornando al tema della famiglia, volevo farti una domanda che da queste parti è, diciamo, il totem delle argomentazioni di coloro che invece vogliono creare nuove forme di famiglie più diciamo così articolate e diverse rispetto a quelle tradizionali. Si dice vabbè, ma se io do l'opportunità a persone dello stesso sesso di adottare, di sposarsi eccetera, non tolgo nulla agli altri, è un'aggiunta di diritti, non c'è in realtà una sottrazione da cui bisogna difendersi. Come rispondi a questa argomentazione? Questo non è vero, in primo luogo perché se noi vogliamo adottare dei bambini, ci sono tantissime coppie normali, naturali, di uomo e donna, che lo vorrebbero fare, ma che per problemi burocratici non riescono a farlo. Quindi bisognerebbe fare in modo che chi ha una famiglia, e quindi una famiglia tradizionale, e vuole adottare un bambino, lo possa fare davvero e non debba fare dei percorsi che sono a volte quasi impossibili. E la seconda cosa è che quando un ragazzo cresce in una famiglia naturale con un papà e una mamma, cresce con quella visione del mondo. Perché invece la sinistra e chi invece vuole cambiare la situazione attuale e vuole sradicare le basi della vita che ci ha portato fino a qua, vuole fare in modo che anche le famiglie non naturali adottino i bambini? Perché un bambino, quando tu lo cresci, assorbe. E quindi l'obiettivo di chi vuole sradicare dalla nostra società quei valori che sono quelli tradizionali è quello di far crescere i bambini con l'idea che il genere non è una cosa di naturale, nascita, quindi sì. tu non nasci uomo o donna, ma il genere è una cosa di scelta, e quindi tu puoi scegliere Sì. se essere maschio o Diciamo, femmina. c'è una confusione tra il genere, che è naturale, mentre l'orientamento sessuale, che quello sì è una scelta personale. Assolutamente, ma questo è l'obiettivo che stanno cercando di fare, e quello si vede anche in tutte quelle attività dove i bambini delle scuole, ovviamente dove ci sono scuole con insegnanti che la pensano in quel modo, vengono costretti a fare giochi strani, come il fatto di vestirsi i ragazzi da donna, da ragazzina, e le ragazzine da maschietti, per dire che la scelta di essere maschio o femmina è una scelta che devono fare loro a seconda di come gli pare e piace. Ecco, in questo e non è una cosa in di questo senso, nascita. Claudio, che hai fatto bene a toccare questo tema che abbiamo toccato anche su Radio Padania, abbiamo parlato di questi giochi strani che ogni tanto fanno fare ai bambini. Io ho una mia opinione, volevo sapere la tua. Io non sono per nulla preoccupato per i bambini, perché i bambini sono pronti a tutto e non hanno alcun problema e malizia a fare questi tipi di giochi che fanno con assoluta, penso, naturalezza. Io sono preoccupato, ma clinicamente, per coloro che pensano queste cose. Beh, sicuramente chi le pensa non è una persona che secondo, dal mio punto di vista, è molto a posto con la testa. Su questo sono d'accordo, però bisogna anche rendersi conto che l'educazione per un bambino è importantissima.
perché in Italia la sinistra ha sempre occupato le scuole, perché in Italia la sinistra ha sempre voluto mettere le mani sull'educazione, perché cerca di formare le persone in un certo modo. E qui mi allaccio a un altro fatto che abbiamo visto con i nostri occhi qui a Tbilisi. Uno dei partecipanti, uno degli organizzatori locali è una personalità che ha avuto diverse fasi nella sua vita, fino ad arrivare a una fase nella quale vuole investire un po' tutto il suo background e le sue disponibilità economiche per fare qualcosa di buono, e ha messo in piedi una scuola. Noi siamo stati a visitarla ed è straordinaria, è una scuola dove i ragazzi vengono accuditi e seguono un'educazione che va nel senso del rispetto dei valori tradizionali. In questa scuola, che è un po' quel progetto che ecco Claudio, molto ebbe interessante. la Lega una volta con la scuola Bosina, ecco, il concetto di far crescere i ragazzi in un ambiente amico e un ambiente che gli faccia capire quali sono i valori veri, i valori tradizionali alla base della nostra società. Ecco Claudio, scusa, quali sono i valori veri, i valori tradizionali alla base della nostra società? Valori basi, noi abbiamo, e quello che è stato sottolineato anche in questa conferenza, abbiamo un valore che è quello della cristianità, che è un valore comune a tutta l'Europa e non solo, anche alla Russia, che in parte in Asia, ma vi dico che io, essendo stato anche a Vladivostok, che è la città più a oriente della Russia, al confine tra la Cina e con la Cina e con la Corea, mi sono reso conto che l'Europa era ancora lì era ancora Europa. Perché? Perché quella è una città assolutamente cristiana, con le chiese ortodosse e con una cultura che è quella europea, cristiana, e non quella orientale che trovi tutto attorno. Quindi il confine dell'Europa, secondo me, arriva dove arriva culturalmente il cristianesimo, secondo te combacia? Questa è una delle basi, e poi ci sono le basi che sono quelle che hanno fondato la nostra società e che l'hanno portata a prosperare, che sono quelle della famiglia. La famiglia come nucleo centrale dello sviluppo della società. Grazie mille, Claudio amico. Grazie Pronto? mille. Sì, stavo dicendo ecco. Grazie mille, perché stiamo poi andando quasi a chiudere, però insomma diciamo la cristianità come area culturale, per intenderci, e la famiglia come base della società, prima dello Stato, prima di ogni istituzione. Questo tu dici è un po', diciamo, il valore da riscoprire. È un valore che anche da noi è sempre stato un valore fondamentale, ma che adesso si vuol mettere in discussione. Quindi la partecipazione nostra a questo convegno era proprio per voler ribadire che noi siamo di ampie vedute, quindi non è che ognuno sia obbligato a comportarsi in un certo modo. Ognuno è libero di comportarsi anche nei suoi comportamenti sessuali come preferisce, però non mettiamo in discussione quel nucleo di base della nostra società, che è sempre stato la famiglia naturale, con un papà e una mamma. Non possiamo concepire una società dove ci sia genitore 1, 2, che poi diventeranno genitore 3, 4 e 5, perché con l'arrivo dei musulmani poi bisognerà anche considerare che i musulmani magari hanno 4, 5, 6 mogli, quindi cosa facciamo? Genitore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi su questi temi credo che un movimento come il nostro debba mettere dei paletti, e quindi la libertà dell'individuo sì, però dei valori di base comuni, questi noi non li possiamo mettere in discussione, certo. Perché se no cadiamo nella società che ci vogliono promulgare molto spesso dagli Stati Uniti, che è quella dove la singola persona è al centro dell'universo. E quindi anche il famoso concetto dei diritti umani, quando ci vengono a dire che il diritto di un singolo a non volere, che non accetta il crocifisso, vale di più di quello degli altri 30 bambini che sono in quella classe che sono cristiani. Ecco, questo è il concetto della singolarità.
il diritto del singolo viene sopra tutti gli altri. Noi diciamo che invece ci sono dei diritti perché collettivi che sono sopra quelli dei singoli, delle singolarità, e quindi ci sono dei valori in cui noi crediamo, che sono collettivi e che vanno sopra. E quindi questa teoria che il diritto umano vada al di sopra di tutto, secondo noi non vale. Ci sono dei diritti che sono diritti umani anche quelli, ma che sono diritti umani. Grazie mille Claudio, è una questione sicuramente da approfondire, su cui sarebbe anche interessante intavolare dei dibattiti molto più lunghi di quello che abbiamo potuto fare oggi. A Milano ci sarà un convegno organizzato dal gruppo consigliare a breve su questo tema. Ah, bene, diamo quando è la data? La data adesso bisogna seguiremo parlare, allora, lo seguiremo. Magari col nostro direttore della radio, essendo impegnato lui a organizzarlo. Claudio, intanto io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, e quando tornerai da Tbilisi? Beh, domani. Ecco, allora da domani sei sera, di nuovo in patria, e insomma magari ci vediamo da queste parti e facciamo una chiacchierata anche più approfondita sui tanti temi che oggi abbiamo potuto soltanto accennare in quel della Georgia. Grazie mille Claudio D'Amico. Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille a Claudio D'Amico, insomma una visione sicuramente forte, quella che ci arriva da questo World Family Congress in quel di Tbilisi, Georgia, sotto la Russia, un dibattito che rimane aperto per quanto riguarda le impostazioni che sono alla base della società. Forse dovrebbe essere un pochino meno aperto, ma questa è la mia opinione, su quelli che sono i limiti non che si mette l'uomo, ma i limiti che mette la natura. Ecco, io su quelli sarei un po' diciamo più rigido di quanto si è ultimamente, mentre sugli altri chiaramente ci sono tante visioni e noi cerchiamo di darvi caleidoscopicamente le une e le altre, e sono contento che Alberto da Treviso ci abbia fatto notare come in rapida successione su Radio Padania c'è stata una transessuale che vuole pagare le tasse per il suo lavoro di prostituta, e dopo un convegno sulla famiglia tradizionale. Insomma, due argomenti che forse sono antitetici, ma forse no, perché nell'antica Grecia Solone, uno che di leggi se ne intendeva, se permettete, fece proprio la legge per regolarizzare la prostituzione ad Atene, e tra le motivazioni di quella legge fatta da Solone nell'Atene della Grecia classica c'era proprio quella di contenere l'adulterio. Per qualche ragione la regolarizzazione della prostituzione era associata anche al contenimento dell'adulterio. Queste ed altre questioni, insomma, sono sul tavolo. Abbiamo troppo poco tempo però per aprirvi le linee, perché 5 minuti sono davvero risibili per permettere alle opinioni di dipanarsi in maniera, diciamo così, abbastanza chiara, e quindi quello che rimane da fare in questi 4 minuti che ci separano dalla pubblicità e dal giornale radio è mandare una canzone che forse è un po' alla base di tutti i ragionamenti, sia sulle trans che sia sulla famiglia tradizionale che abbiamo fatto in questo nostro strano pomeriggio insieme.